Chi è il cornuto contento? È l'elettore che si fa prendere in giro da politici recidivi e da giornalisti recidivi. Io capisco che uno si faccia prendere in giro la prima volta quando non conosce qualcuno e magari spera, a me è capitato spesso. La prima volta ci sta di farsi prendere per il culo, farsi prendere per il culo 10 volte, rieleggendo per 10 volte uno che ti ha tradito per 9 volte, beh, lì vuol dire che ci metti del tuo. Oppure anche a non andare a votare pensando di punire questa classe politica, che non aspetta di meglio che un astensionismo sempre più ampio che mandi alle urne soltanto i voti controllati dai vecchi partiti. Bisognerebbe capire che la cosa che più temono è quello che è accaduto al referendum, cioè che andassero a votare gli astensionisti. Soprattutto anche la mia generazione, aggiungo. E i giovani, perché quelli sono voti ancora liberi e imprevedibili, che tendono al cambiamento. Quindi i vecchi partiti del sistema ne hanno il terrore.